Io per ritornare al discorso delle pensioni, se ti ricordi avevamo parlato in una trasmissione del tetto di 10.000 euro che sembravano comunque ampiamente congrue. Abbiamo presentato un emendamento nel decreto Salva Italia con il tetto di 10.000 euro. È stato bocciato in modo trasversale da PD, PDL e Terzo Polo. Dovete dirci... Quantomeno pagasse la differenza in botti, in CCT. È stato bocciato. L'emendamento c'è agli atti 10.000 euro come soglia massima. A favore, una Lega volta ci Nord, vediamo e contrari me lo tutti gli porta. altri. Me lo porta. Certo. È agli atti. Però noi dobbiamo anche ricordarci, purtroppo, sono i poveri cristi vanno salvaguardati. sì, purtroppo non è che con l'emendamento che uno fa nel decreto risolve i problemi della retroattività. Non si può fare, purtroppo. Adesso il governo ha deciso, ha cambiato le pensioni perché ha passato il contributivo per tutto, ha messo delle soglie, dei tetti. È chiaro che le cose dovrebbero funzionare meglio, ma il nostro paese ha avuto delle distorsioni fortissime nel sistema previdenziale che hanno portato pensioni d'oro a gente che andava in pensione con 14 anni, con 19 anni, con 20 anni, a gente che è in pensione da molti anni e giovani che non ci andranno mai.